I carabinieri della locale tenenza di Ribera nel pomeriggio di ieri hanno arrestato il 34enne riberese Attilio Manisi in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Sciacca su richiesta della Procura della Repubblica. L'accusa per l'arrestato è pesante. Sarebbe lui lo spacciatore del metadone che ha causato l'overdose del 21enne riberese Alessio Cusumano. A tale ricostruzione gli inquirenti sono giunti a buon esito delle indagini avviate dopo aver appreso della morte del ragazzo. I militari nelle prossime fasi individuavano nel Manisi lo spacciatore e poi, d'intesa con il pubblico ministero della Procura della Repubblica Saccense, ne perquisivano l'abitazione avendo conferma di essere sulla buona strada. Nel domicilio del giovane infatti venivano trovati eroina, metadone e bilancino di precisione evidentemente usato per confezionare le dosi. Ciò consentiva agli inquirenti di avere una definitiva certezza di essere davanti allo spacciatore che aveva ceduto lo stupefacente al ragazzo, poi deceduto per overdose. Era l'esame del cellulare del Manisi. Dal suo telefono era possibile estrapolare uno scambio di conversazioni il cui contenuto inequivocabilmente faceva comprendere come almeno sin da giugno di quest'anno e fino al tragico epilogo avvenuto lo scorso 9 novembre avesse tra i suoi clienti Alessio Cusumano, a cui spacciava vari tipi di droga. Per lui, rinchiuso nel carcere di Sciacca, si attende quindi l'interrogatorio di garanzia del giudice, sperando che così non solo si possa fare completa luce sulla morte di Alessio Cusumano, ma si possa anche capire se questo tragico evento abbia in qualche modo relazione con il decesso dell'altro ragazzo morto per overdose sempre a Ribera in questo triste inizio di novembre. Negli ultimi giorni a Ribera ci sono stati 2 morti per overdose, precisamente l'8 e il 9 di novembre, quindi ci siamo attivati immediatamente per cercare di capire da dove provenisse la droga. E così abbiamo avviato le indagini in relazione soprattutto a uno dei 2 decessi e siamo riusciti quindi a individuare lo spacciatore ed, intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, abbiamo fatto una perquisizione a casa del presunto spacciatore, abbiamo trovato lo stupefacente e poi il riscontro inconfutabile è stato quello di uno scambio di messaggi tra lo spacciatore e il ragazzo che poi era morto, dal quale appunto si è potuto appurare che sin da giugno lo spacciatore dava la droga al ragazzo poi deceduto, e quindi credo sia stata una risposta che celere e d'intesa tra autorità giudiziaria e Arma dei Carabinieri è stata data a questo episodio, a questo fenomeno che comunque è molto ampio perché gira molta droga per le nostre strade. Il messaggio è sicuramente quello della risposta efficace e veloce al tragico evento che c'è stato. Quindi abbiamo subito scoperto chi era l'autore dello spaccio e abbiamo evitato che altri ragazzi potessero fare la stessa tragica fine. Il secondo messaggio è un'iniezione di fiducia che vogliamo fare alla popolazione per continuare questa attività che c'è per ora, con tanta gente che si è scesa in campo per evitare che altri giovani facciano la stessa fine. Una lotta alla droga vera ed efficace, una nuova coscienza per i giovani. Cerchiamo tutti insieme insomma, di fare il massimo. Sono venuti a trovarmi anche tantissimi giovani e anche tantissimi con problemi di tossicodipendenza, tutti animati dalla stessa voglia di dire che questa cosa non deve succedere più. Questo serve a quello. Tutti insieme dobbiamo cercare di raggiungere l'obiettivo. Qualche dettaglio sulla vostra operazione, come siete arrivati a scoprire? Siamo arrivati fin dall'inizio, abbiamo acquisito varie informazioni testimoniali da varie persone che conoscevano la vittima, abbiamo fatto subito, immediatamente una perquisizione prima che la notizia si spargesse al soggetto che aveva indicato come l'autore e grazie a questo abbiamo trovato immediatamente tutti gli elementi utili per poterne definire in modo concreto e provato le sue responsabilità. Anche il sindaco di Ribera ha manifestato la sua preoccupazione, come mai a Ribera in un piccolo centro, insomma 2 morti in un giorno. Purtroppo il problema della droga non lo conosciamo da ora, abbiamo fatto tantissime indagini, sono stati sempre dei sequestri rilevanti e stupefacenti ed arresti. I tragici eventi hanno fatto in modo che tutta la coscienza venisse scossa, in modo che tutti quanti cerchiamo di porre dei rimedi, compresa l'amministrazione comunale che si sta dando da fare per intavolare un tavolo tecnico, per intavolare delle attività utili per la collettività. Quindi aumenterete i controlli, presumo? Assolutamente, aumenteremo i controlli e continueremo a dare la caccia a tutti gli spacciatori
sempre ed assiduamente, e dando maggiore pure spazio alle persone che vogliono collaborare, che vogliono fornire informazioni.